Amiche e amici, buona festa, anzi solennità del Corpus Domini, Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Siamo non a caso nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, un capitolo interamente dedicato al grande tema del pane della vita, cioè perlomeno è così che Gesù si presenta: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Altri versetti che più o meno vanno a ribadire questo invito che Gesù ci fa di mangiare la sua carne e di bere il suo sangue. Così si rimane in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Insomma, Gesù vuole darci un pane che ci serve per avere in noi la vita piena, la vita in generale, la vita vera, la vita eterna. Ok? E questo pane che Gesù ci dà per nutrirci così tanto da darci la vita piena, questo pane è la sua carne. Tante riflessioni potremmo fare, ma io mi limito a una suggestione che a me personalmente ha fatto bene in questi giorni e quindi provo a condividerla. Ed è proprio questa questione problematica, ovvero la parola carne. In greco si dice sarx e non è una parola piena di chissà quali significati positivi, la parola carne. Cos'è la sarx? È l'umanità dell'uomo nella sua dimensione non solo fisica, ma anche proprio creaturale, ma anche di fragilità, ma anche di tante possibili. È il mio corpo che è destinato alla corruzione, ma anche è la mia vita che può essere corrotta a causa della carne, cioè la carne è anche la possibilità che la mia vita sia peccato, sia infedeltà, sia qualcosa che non è corrispondente alla parola di Dio e quindi alla giustizia. Dire carne, secondo San Paolo, per esempio, è sinonimo proprio di peccato, di egoismo. Paolo ha delle parole, a differenza di Giovanni, San Paolo ha delle parole spietate nei confronti di questo termine, la sarx, la carne. Secondo Paolo, vivere secondo la carne è l'esatto contrario del Vangelo, che è vivere secondo lo spirito. Paolo contrappone la carne e lo spirito. Non è una contrapposizione fisica, non sta dividendo l'anima dal corpo, sta dividendo semplicemente il bene dal male. Mentre Paolo dice il frutto dello spirito, lettera ai Galati, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Le opere della carne sono terribili, del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose, come vi preavviso, come ho già detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Ecco qua il punto: la carne si contrappone al regno di Dio, ma Gesù ci dice: io, per farvi entrare in pienezza nel regno di Dio, che Giovanni lo chiama vita, per farvi entrare in pienezza nella vita, vi do la mia carne. Cosa c'è da dire? Gesù è quell'essere umano nel quale la parola carne non è più una cattiva notizia. La carne umana, la mia fragilità umana, la mia mortalità, la mia creaturalità, questa carne che io sono, con il mio corpo, con la mia vita, con le mie pesantezze, con le mie paranoie, con le mie paure, soprattutto con la mia avidità e con il bisogno che ho a volte
troppo spesso magari di affermare me stesso, magari sugli altri, magari a scapito degli altri, magari danneggiando gli altri, magari calpestando gli altri. Questa cosa che si chiama carne e che è all'origine anche del peccato di Adamo ed Eva, la loro avidità, e che è all'origine del fratricidio tra Caino e Abele, Caino che stermina il fratello, ok? Questa carne umana che può fare tanto male diventa lo spazio in cui gli esseri umani possono farsi tanto del bene, perché Gesù quale carne ci offre da mangiare? Ci offre quella carne che è stata capacità di compassione nei confronti del dolore degli altri. Gesù ci offre come pane la sua carne perché la sua carne è la carne di un uomo che si è donato, è la carne di un pastore che ha avuto tenerezza nei confronti delle pecore, che è disposto a dare la vita per le pecore. È la carne di un maestro che ha lavato i piedi dei suoi discepoli. È una carne che è diventata non avidità, ma agape, amore, dedizione, dono di sé, compassione e cura. Il buon samaritano, ecco. È la carne del buon samaritano che non è insensibile al dolore degli altri, è la carne che non fa finta di non vedere il disperato che è ai bordi della strada perché è stato aggredito violentemente dai briganti e adesso è mezzo morto, no. È la carne di chi si prende a cuore le vite degli altri, è la carne dell'uomo che muore sulla croce creando la più straordinaria tra le alternative nei confronti del male, perché sulla croce Gesù il male lo subisce, ma non lo restituisce. Sulla croce lui è l'agnello che vuole addirittura pagare il male che io ho commesso, addirittura. Questa è la carne che Gesù mi offre, ci offre, perché ci sia vita, perché la mia vita diventi amore, perché la mia vita diventi Eucaristia, pane spezzato, pane non trattenuto, pane non di avidità, ma di condivisione. Buona festa del Corpus Domini e buone relazioni umane ispirate da colui che è pane vivo disceso dal cielo.